tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Come potete vedere siamo pronti a scendere nuovamente sull'asfalto e quindi pronti per intraprendere una nuovissima avventura per le strade d'Europa. Come potete ben vedere questo gameplay di Euro Truck Simulator 2 si presenta dopo diversi mesi dall'ultimo gameplay di Euro Truck Simulator 2 e proprio perché in questi ultimi mesi avete ben potuto vedere una grande quantità di titoli presenti quindi sul mercato, e quindi mi sono concentrato un pochino su altre tipologie di giochi, però avevo intenzione di continuare anche questa bella serie, quindi questa nostra avventura proprio direttamente qui con il nostro grande Valiant. Ve lo ricordate? F16H Global Travel XL. Allora, abbiamo guadagnato negli ultimi mesi appunto circa 70.000 euro, quindi vedremo ancora di aumentare il nostro capitale per continuare a investire quindi nella nostra azienda. Bene, quest'oggi, visto che è un video molto speciale, sicuramente i video di Euro Truck Simulator da ora in avanti saranno più o meno sotto questo sfondo, perché è un gameplay, è un gioco, come vi ho detto appunto in Battlefield 4, che offre grande possibilità di parlare, grazie ovviamente alla sua lunghezza, quindi la lunghezza del tragitto e quindi la grande tranquillità che si ottiene giocando quindi nelle strade di Europa. Allora, quest'oggi vedremo un po' di scegliere un bel lavoro autonomo, vedremo un po' di guidare noi stessi, ci ritroviamo a Southampton, proprio nel sud della nostra Inghilterra, e vedremo un pochino di dirigerci verso il centro, verso il cuore dell'Europa. Ho notato che ci sono diversi trasporti, diversi rimorchi che possiamo addirittura portare nel bel mezzo dell'Europa, però il tragitto più lungo che parte da Southampton è la cisterna di carburante numero 1, che ovviamente verrà condotta direttamente al Metz, proprio in Francia, e sicuramente verrà pagata abbastanza bene. Il tempo approssimativo è di 8 ore e 46, noi vedremo di farcela in più o meno 7 ore e mezzo. E inoltre è un trasporto molto particolare perché appartiene all'ADR classe 3, merci infiammabili e quindi sicuramente merci pericolose. Ci pagheranno più o meno 20.000 euro e quindi un'ottima opportunità per aumentare il nostro capitale. Benissimo, allora io direi ragazzi di iniziare immediatamente a selezionare la nostra bella cisterna e lanciarci immediatamente nel nostro asfalto, probabilmente nell'azienda che ci consegnerà direttamente il nostro carico. Allora, ho segnato appunto le domande che mi avete appunto fatto nel video di Battlefield 4 e vi invito ragazzi a scrivere altre domande se ne avete, oppure chi non avesse pubblicato alcuna domanda nel video di Battlefield 4 di farlo appunto all'interno di questo video di Euro Truck Simulator 2. Allora, intanto piove quest'oggi, ci troviamo appunto in Inghilterra e come al solito una bella quantità di nubi proprio sopra la nostra testa e quindi una buona quantità d'acqua. Bene, inizieremo il nostro viaggio quindi con questa bella temperatura sotto la norma. E allora, intanto mi sembra di aver notato che il nostro personaggio principale, il nostro grande camionista, ha un po' di sonno, quindi prima di cominciare il nostro grande viaggio vedremo un pochettino di fare il pieno ovviamente di carburante e soprattutto di energie. Allora, e soprattutto dobbiamo accettare il nostro lavoro. Allora, un attimino rientriamo un attimo in garage, avanti ragazzi miei, vediamo un po' quello che abbiamo disponibile quest'oggi. Ecco, deve essere appunto da queste parti, sarà, come dire, a un paio di mesi che non guido un camion di queste dimensioni. Allora, eccoci arrivati, vediamo un po' le nostre offerte di lavoro. La cisterna di carburante è appena adesso stata preparata e vediamo di accettare il nostro lavoro per il prezzo di 20.000 euro, proprio 37,96 euro a chilometro. Allora, accettiamo il nostro lavoro, benissimo. Non è una consegna molto complicata proprio perché abbiamo il tempo che vogliamo, il semirimorchio è pronto, quindi dobbiamo procedere a marcia indietro ragazzi a tutta manetta. Allora vediamo un pochino da questa parte, attenzione, mi sa il specchietto sinistro, tutto a posto, vediamo un pochino di andare con calma, perfetto, agganciati, vediamo un po', mettiamoci immediatamente nella parte corretta. Allora, siamo ancora molto stanchi, ci stiamo addormentando direttamente sullo sterzo e inizia quest'oggi appunto la nostra prima consegna. Bene, allora 567 km da macinare sotto il nostro grande motorone Valiant. Purtroppo ragazzi non ho ancora effettuato, come avevo detto, l'aggiornamento perché proprio non ho avuto tempo di effettuarlo. Comunque all'interno del prossimo gameplay vedremo un pochino di effettuare l'aggiornamento che cambierà, come appunto ho notato, diverse tematiche del gioco. Allora vediamo intanto di procedere a sinistra ragazzi. Prima di partire dobbiamo fare un bel sonnellino, cerchiamo di non distruggere il nostro camioncione a tutta manetta da questa parte. Lo sapevo io ragazzi, fatemi passare un attimino, siamo abituati un pochino su Formula 1, maledizione. Ecco, dimenticavo, siamo in Inghilterra, qui la corsia opposta, maledizione. Ragazzi scusatemi, devo salire un attimino sul marciapiede. Scusate un attimo, maledizione. Ragazzi un attimo, devo fare una piccola manovra, rimanete ancora lì fermi, maledizione. Me ne ero proprio dimenticato, l'abitudine ovviamente inganna. Allora ragazzi, un attimino, il marciapiede sarà un'isola, l'isola pedonale verrà un attimino confiscata da noi stessi. Possiamo entrare, ecco là appunto vedo un bell'hotel pronto appunto per accoglierci. Mi dispiace, un semaforo qui davanti a noi, cerchiamo di uscire in maniera corretta. Mamma mia ragazzi, qua distruggiamo il tutto, andiamocene via. Tutto il nostro carico posteriore verrà aiuto, maledizione.
che brutta partenza. Ragazzi, fatemi passare, qui le Jaguar ci passano davanti agli occhi. Un attimo, ma posso passare un attimo di pace. Allora, intanto fatemi procedere. Oh mamma mia, ho spento il motore al di sopra di questo bel marciapiede, scusate, mi sa che devo passare proprio da questa parte perché questi maledetti proprio non accennano a dare un attimo di precedenza. Così che sono abituato in Europa, come dire, in Italia, che quindi la corsia di destra è quella riservata alla marcia normale. Però ragazzi, un attimino di tranquillità, noi siamo da parecchi mesi in stand by, maledizione. Allora, vediamo un po', un bel posto appunto per il nostro camioncone, da quella parte. Bene, mi sa che possiamo anche fermarci con il rimorchio, sì, credo di sì, perfetto. Allora, vediamo, una bella zona appunto per dormire, questa deve essere appunto una delle mie preferite. Allora, ragazzi, intanto vediamo di far diminuire questa dannata pioggia, benissimo. Allora, spegniamo il motore e cominciamo un bel intervallo di riposo. Allora, ho segnato tutte le domande appunto su un bel foglio e sicuramente, ragazzi, inizierò a rispondervi nel momento in cui ci dirigeremo verso l'autostrada, in questi attimi, come dire, un pochino difficili, ovvero le manovre in città, vedremo un pochino di lasciar perdere. Allora, innanzitutto dobbiamo eliminare questi dannati tergicristalli, ma io direi di aumentare un attimino il volume del nostro gioco perché il motore ancora non si sente bene, il rombo del motore è sempre importante. Ed eccoci finalmente, ragazzi, siamo riusciti a dirigerci verso la nostra autostrada. Ho aspettato un attimino prima di iniziare ovviamente la nostra avventura, il fuck you time. Mi sono lasciato alle spalle un paio di camioncioni e quindi adesso ci possiamo dedicare finalmente alla nostra fase a domande. Allora, stiamo mantenendo una bella velocità di crociera, intanto qui abbiamo una bella Aston Martin inglese che ci vuole sorpassare, c'è 007 a bordo, eccolo che passa, attenzione, ci chiude, eccolo qui, eccolo, guarda come continua ad avanzare, credo che sia più una Range Rover che una Aston Martin, comunque c'è sempre 007 là sopra. Allora, cerchiamo di continuare, vediamo un pochino di mantenere questa bella velocità, abbiamo ben 500 km davanti e vediamo un pochino di iniziare la nostra fase a domande. Sarà un po' difficile mantenere il volante mentre leggo, però mi sono esercitato giorno e notte per farlo. Allora, Gabus Channel scrive: quanto tempo ha impiegato a scaricare Battlefield 4? Grande Andy. Allora, per scaricare Battlefield 4 ci ho impiegato più o meno 3 ore e mezza, 4 ore, visto che è una connessione abbastanza veloce per effettuare ovviamente tutti gli aggiornamenti, e quindi sono stato abbastanza veloce, credevo molto di più, come appunto è avvenuto con Battlefield 3, però no, questa volta sono stato molto soddisfatto. Quindi attenzione, intanto 50 km/h, ragazzi, un attimino che devo regolare sempre la tensione sull'asfalto, vediamo di rallentare ovviamente la nostra andatura, vediamo di procedere magari a proprio 56 km/h, come dice appunto la nostra guida. Bene, intanto vediamo di arrivare alla seconda domanda, diamo un'occhiata. Eddie, puoi dirmi le caratteristiche del tuo computer? Grazie, è stato scritto da Ettore Nepel. Vediamo un po', Nepi, scusate. Ovviamente il mio computer l'ho scritto un paio di volte, ovviamente le caratteristiche del mio computer e a qualche domanda, però ve le nuovamente cito all'interno di questo fuck you time. Allora, io posseggo iniziamo dal case, un Thermaltake Wi-Fi Spacecraft che è color nero, ovviamente è un case molto interessante, ha molto spazio ovviamente per ventole aggiuntive, per schede video molto grandi come la mia Asus GTX 580 che ho acquistato circa un anno e mezzo fa, quindi un case molto soddisfacente, creato anche con materiali molto dissipanti per quanto riguarda il calore, e inoltre ho un Intel Core i5 2500 con 3,3 GHz mi sembra, e due banchi di RAM da 4 GB l'uno per un totale di 8 GB della Corsair 1600 MHz Vengeance, modello Vengeance 1,5 volt. Mentre per quanto riguarda l'alimentatore è un pezzo che sono davvero molto contento, è un 875 watt della Thermaltake, ovviamente una marca che mi piace particolarmente. Se volete davvero vederli, ragazzi, date un'occhiata magari su qualche motore di ricerca per controllare le loro immagini e quindi avere un'idea di quello che sto dicendo. Per quanto riguarda quindi l'alimentatore, ve l'ho citato appena adesso, dispongo anche di un hard disk che è un SATA 2, non ricordo precisamente la marca, credo un Seagate, quindi di 1 terabyte, e un computer abbastanza soddisfacente, quindi anche dopo 2 anni dall'acquisto non si nota nessuna difficoltà a giocare ai giochi più complicati come Battlefield 4. Infatti credo che ci sia stata un'altra domanda in passato, come gioco a Battlefield 4, ma attenzione, qua ci frenano davanti, neanche me ne sono accorto, io guardavo intanto il contachilometri. Ragazzi, fatemi un attimo passare, scusate tutti questi tir davanti a noi, queste motrici, ragazzi, un attimino, intanto fine della strada extraurbana, mamma mia, vediamo di fare un bel sorpasso. Oh maledizione, aumentiamo i giri del motore, presto, arriva, mamma mia, fermati ragazzo mio, hai visto un bestione di 12.000 tonnellate davanti a te, ti sei appunto fermato. Ok, e quindi queste sono le caratteristiche principali del mio PC. Se volete vi posso anche indicare l'ultimo acquisto che ho effettuato appunto da qualche mese, appunto per sostenere il mio alimentatore nelle giornate d'inverno più piovose, quando appunto la corrente
fa brutti scherzi, che non è mai continua, quindi il circuito della corrente non è mai continuo appunto all'interno del mio alimentatore, ho comprato un continuatore di corrente, quindi un UPS della marca APC con 1000 watt disponibili al suo interno, quindi davvero un ottimo acquisto, ragazzi. Questo ve lo consiglio a tutti, cioè non il mio modello, però avere un UPS è sempre un qualcosa in più che tende ovviamente a mantenere la vita del proprio alimentatore più lunga di quanto dovrebbe essere, perché tra cali di tensione, soprattutto sbalzi di tensione, componenti non solo l'alimentatore ma anche RAM e roba del genere possono andare in pezzi. Quindi è un acquisto che vi consiglio, soprattutto un UPS dipende anche dal vostro alimentatore, ci sarebbe un discorso molto più ampio che riguarda ovviamente molte particolarità, caratteristiche. Comunque ve lo consiglio, il mio è un 1000 watt dell'APC, è molto soddisfacente, ha materiali, batterie davvero molto particolari, che sono molto interessanti e anche molto hanno una resistenza davvero molto particolare. Allora continuiamo a procedere, intanto 56 km/h, vediamo di non rimanere a secco. Al prossimo rifornimento faremo un attimino di pausa e ci fermeremo per fare il carburante. Vediamo un pochino un'altra bella domanda. Allora Salvatore, intanto freniamo un attimino, qua gli arriviamo addosso al nostro grande amico Salvatore Marmana. Allora, continuerai The Sims 3. The Sims 3, come avete ben potuto vedere, è una serie che ho continuato a mantenere, a giocare d'estate, proprio perché non c'erano particolari titoli titoli molto interessanti da giocare durante il periodo estivo. È un gioco che mi piace davvero tanto, è appunto The Sim. Intanto tentiamo il sorpasso nei riguardi di un bel camioncione. È un gioco che mi piace davvero tanto, è appunto The Sim, avevo intenzione di farlo, maledizione. Oh, andiamo verso Dover, benissimo. E quindi appunto l'ho giocato durante il periodo estivo, come avete ben potuto vedere, e adesso avevo intenzione di riprenderlo magari tra qualche settimana o addirittura tra qualche mese, perché davvero mi era ritornata una certa voglia di ritornare con i nostri grandi amici Russell e il nostro caro Bill. Intanto attenzione, mamma mia, i nostri freni a disco continuano ad essere sempre perfetti come al solito, scusami amico mio, è l'abitudine, e quindi per adesso non credo che lo continuerò, ma tra qualche mese o anche tra qualche settimana vedrò di continuarlo. Scusate un attimo che entriamo direttamente nella nostra zona per il traghetto, però avevo intenzione anche di acquistare The Sims 4, che appunto ho visto che uscirà tra un bel paio di mesi. Comunque è un titolo che acquisterò sicuramente, restando sempre in ambito Electronic Arts. Allora intanto vediamo di introdurci nella nostra postazione base per essere caricati immediatamente nella nostra imbarcazione principale. Perfetto, scusate un attimo, dobbiamo tornare un attimino indietro. Benissimo, allora vediamo come possiamo andare. Allora, le possibili destinazioni: ovviamente il porto di Calais in Francia. Con 300 euro viaggeremo 35 minuti su questo bel mare piatto della Manica, ovviamente il nostro stretto della Manica. Vediamo di affrontarlo immediatamente con tutto la foga che abbiamo disponibile. Quindi, come vi ho detto, i gameplay di The Sims 3 arriveranno tra qualche mese e ovviamente cercherò di prendere The Sims 4 al momento della sua uscita. Vediamo un po', perché hai creato questo canale, quanti anni hai, che game vorresti fare in futuro, di Matteo Mandreoli. Allora, perché ho creato questo canale? Qui ovviamente andremo all'interno di un discorso molto ampio. Prima andiamo con la domanda: quanti anni hai? Allora, ho 18 anni, che game vorresti fare in futuro? Allora, nel futuro prossimo avevo intenzione di iniziare un gioco che si chiama appunto Thief, non so se l'avete visto ragazzi, è un gioco davvero molto interessante, mi è piaciuto molto perché io vi faccio un piccolo esempio, su Skyrim, quando appunto giocavo tanto tempo fa, mi piaceva tantissimo intraprendere la carriera del ladro, Ratway, appunto vivere nei sotterranei, andare a fare le missioni appunto per rubare, contraffare appunto le persone, vivere ovviamente nell'ombra, nella furtività, tipo appunto Hitman, qualcosa del genere. Quindi un gioco incentrato solo su questo, in epoca medievale, come avete ben potuto vedere se l'avete visto dai trailer, è molto interessante. Quindi questo gioco avevo intenzione di farlo, fatemi sapere anche le vostre opinioni, visto che ci ritroviamo dentro quest'ambito, e avevo intenzione appunto di giocarlo. Credo che esca appunto il 28 febbraio, quindi nel momento in cui uscirà vedrò di giocarlo fino in fondo con voi, in modo tale da soddisfare quindi questa mia passione appunto per questo genere di giochi. Ok, intanto cerchiamo di procedere. Benissimo, non voglio procedere molto velocemente, ecco perché appunto ho messo l'8ª marcia. Cerchiamo di procedere appunto in completa tranquillità da questa parte, perché ho creato questo canale di YouTube. Allora, in pratica, intanto vediamo di riassumere nuovamente la nostra postazione ideale nella nostra destra, perché ormai siamo ritornati in Francia, quindi in Europa. Perfetto. Allora, tutto è successo mi sembra 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa. Allora, in pratica mi ritrovavo a quei tempi, mi sembra di aver credo di aver acquistato proprio Shogun 2 Total War proprio
proprio mi sembra che l'ho acquistato appunto al day one, quindi circa 2 anni e mezzo fa l'ho acquistato. Attenzione, come dire, visto che non ero molto abile a giocare a un gioco del genere come appunto Shogun 2 Total War, ho deciso di andare su YouTube un giorno per controllare le tattiche principali di gioco, magari come venivano disposte le unità, le differenze fra le unità, perché proprio ero nuovo a questo genere di gioco, come dire, come Shogun 2 Total War, quindi avevo intenzione di capire più o meno in cosa consisteva questo gioco. E allora sono andato appunto su YouTube, ho cercato qualche video, ho visto appunto, non conoscevo completamente il mondo di YouTube, e quindi mi sono dedicato a capire più o meno come funzionava. Ho visto che c'erano delle persone che parlavano di giochi, ovviamente mettevano la loro voce al di sopra di alcune partite, spiegavano i movimenti delle loro unità, quindi più o meno spiegano tutto quello che adesso spiegavano più o meno tutto quello che adesso cerco di fare io all'interno dei gameplay di Rome Total War. E quindi ho detto, ma perché non posso fare anche io una cosa del genere? Infatti invece di iniziare con i gameplay di Shogun 2 Total War, ho iniziato con il gioco che mi piaceva di più, il genere che mi piaceva di più. In quel caso era Tropico 4, anche Tropico 3 appunto ai tempi. Ovviamente il genere gestionale è stato sempre uno dei miei giochi principali, come dire, uno dei miei generi principali con cui giocare, quindi ho iniziato con quelle serie come per esempio City XL, poi siamo arrivati a SimCity, però i primi giochi sono stati appunto Tropico 4 e Tropico 5, quindi tutto è nato da quando sono andato su YouTube per la prima volta. Andavo solo per dare un'occhiata a qualche spartito di qualche canzone, cose appunto del genere, però in seguito appunto ho scoperto questo nuovo mondo dei videogame e ho detto, ma perché non posso fare una cosa del genere anch'io con i giochi che mi piacciono e dove sono molto abile, appunto come Tropico 4, Tropico 3 e tutta la serie di Cities XL, e quindi giochi gestionali. Ma poi ovviamente mi sono appassionato anche ad altri generi e quindi ho iniziato a giocare anche altri videogame e ho visto che me la cavavo abbastanza bene, quindi ho cominciato a effettuare dei gameplay anche su altri giochi. Ovviamente qualcuno mi dice sempre, parli a mitragliatrice, come fai a parlare così velocemente, non ti stanchi? Davvero una cosa molto particolare. Beh, io perché questo è sempre dovuto al fatto di quando ho incominciato a fare gameplay, perché ho visto appunto nei gameplay che vedevo delle cose che non capivo, ovvero per esempio su Shogun 2 Total War non capivo tutta la storia, per esempio delle spie, dei ninja, del governo, dell'amministrazione dei territori, del vassallaggio, tutte queste particolari tematiche. E allora appunto ho detto, ma se io devo fare un gameplay lo devo fare molto chiaro per spiegare tutto ciò che appunto c'è all'interno di quel gioco, in modo tale da non far sorgere dei dubbi alle persone e quindi essere più esplicito possibile in tutto quello che sto dicendo. E quindi ecco perché ho preso come punto fondamentale di ogni gameplay la spiegazione di qualsiasi cosa ci sia all'interno del gioco, in modo tale da soddisfare i dubbi a tutte le persone che appunto guardano quel gameplay e quindi cercano di apprendere qualcosa da quella tipologia di gioco. E quindi proprio per questo ho creato il canale appunto di YouTube, che poi si è andato a evolvere in tanti generi che non mi aspettavo mai di fare, come per esempio un gioco sparatutto come Battlefield, addirittura giochi stealth come Hitman Absolution oppure come Assassin's Creed. Ero solo specializzato in quel genere gestionale, però comunque è stata davvero una bella, ed è ancora una bella esperienza. Poi vediamo un po' un'altra bella domanda. Abbiamo Francesco Vitturi, attenzione, guardiamo un attimo la strada, un attimo Francesco, qui c'è una bella curva, devo frenare altrimenti finisco dall'altra parte dove c'è quel palo della luce. Un attimino, ancora qua, pali in legno addirittura, dove siamo nel vecchio West. Oh mamma mia, no, maledizione. Vediamo un pochino di stare sull'altra corsia, qui c'è un bel senso unico alternato. Torniamo un attimino indietro, ragazzi, scusatemi un attimino, qui ci sono furgoni delle rapine intanto davanti a noi. Ok, allora, vediamo un pochino un'altra bella domanda. Francesco Vitturi domanda: Edward, sono nuovo del canale, perché non ti fai mai vedere? E comunque, se saliamo le scale, perché non zuccheriamo gli ascensori? Bella domanda, bel rompicapo, e poi te lo dirò nel prossimo FAQ. Va bene, se ti serve un volante per PlayStation 3 contattami. Ok, allora scusatemi, abbiamo fatto un tanto far salire di giro il motore, l'abbiamo deciso. Un semaforo rosso, maledizione, stavo leggendo un'altra cosa. Beh, lasciamo perdere il semaforo, intanto qui c'è una bella diga, che qua la stanno creando appunto adesso, una bella diga artificiale. Beh, perché non mi sono fatto mai vedere su YouTube? Appunto dall'inizio, appunto da quando ho iniziato, come vi ho detto, da Shogun 2 Total War, dalla mia ricerca appunto di video, non ho mai visto a quei tempi, ovvero un video con appunto la webcam. Non ho mai preso questa abitudine di collocare la webcam appunto accanto a un gameplay per mostrare l'immagine, proprio perché non l'ho visto appunto come un obiettivo primario, se è solo qualcosa di decorativo che ovviamente non ritengo opportuno all'interno di un video dove il contenuto è ovviamente diverso. E comunque non lo faccio mai, perché ovviamente è una cosa che non so fare, cioè non riesco a capire neanche come porre appunto l'immagine accanto al gameplay. Ovviamente è una cosa che ancora dovrei studiare, però non la ritengo una cosa necessaria, perché mi voglio concentrare nettamente sul gameplay piuttosto che sulle decorazioni, e quindi su questo
ambito estetico del gameplay. Intanto raggiungiamo la velocità di 50 km/h, dobbiamo procedere dritto. Bene, queste erano appunto le domande principali di questa prima pagina. Vediamo adesso di andare nella seconda. Intanto procediamo da questa parte. Benissimo, scusate ragazzi. Vediamo un po', Giovas Ventu. Attenzione! Mamma mia, scusami amico mio, hai una bella cisterna piena di benzina, non voglio fartela saltare in aria, mi dispiace amico mio, cerchiamo di procedere. Vedete un po' nelle strade di intersezioni, i raccordi appunto che ci sono tra queste extraurbane sono pericolosissimi, quando uno guida col cellulare oppure un foglio in mano. Allora, vediamo un po', appunto vi dicevo, Giovanni Ventu dice: qual è il tuo vero nome? Allora, mi chiamo Giovanni, credo che appunto l'avete sentito appunto in qualche gameplay che ho effettuato con il Comenda veneziano, perché mi ricordo nei video di Left 4 Dead che appunto abbiamo fatto un paio di mesi fa, forse qualche anno fa, appunto ci chiamavamo appunto per nome e probabilmente l'avete sentito da quelle parti. Vediamo un po', diamo un'occhiata a qualche altra bella domanda. Intanto procediamo con il nostro bel motorone a tutta manetta. Vediamo un po' il nostro grande amico Sampug: quali programmi hai per il nuovo anno, quali giochi di nuova uscita comprerai, e ne farai una serie, come hai ben potuto vedere. Te l'ho appunto affermato quando appunto ci trovavamo ancora in territorio inglese. Comunque Thief sarà uno dei miei giochi principali che vorrò acquistare, The Sims 4 è uno dei giochi principali che voglio acquistare nel prossimo anno, e poi magari qualche altro gioco di intermezzo che si presenterà nel momento in cui lo annunceranno, vedrò di acquistarlo. Però questi due sono i principali titoli che ho intenzione di acquistare per adesso. Magari poi più avanti vedremo un pochino quello che uscirà e cercheremo di dedicarci quindi a qualcosa di nuovo. Allora, vediamo un pochino qualche altra bella domanda. Diamo un'occhiata da questa parte. Comprerai una console next gen? Attenzione, qua c'è una bella curva, scusami amico mio, non posso continuare a leggere. Allora, continuiamo da questa parte. Perfetto, mi sa che dobbiamo rallentare un pochettino, mettiamogli una bella marcia per rallentare. Allora, comprerai console next gen? Se sì, quale? Se no, perché? Gabri Aliotta. Allora, credo di averlo letto giusto, perché ho dovuto posare immediatamente il foglio, altrimenti andavo a sbattere contro questo bel LKW. Benissimo, vediamo di effettuare questa bella curvona. Ho visto appunto che sono uscite in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane più che altro, delle console next gen, ovvero la PlayStation 4 e l'Xbox One. Non ho intenzione di acquistarle, proprio perché io per adesso mi ritrovo molto bene con il PC che ho appunto per adesso, come vi ho illustrato appunto in passato. I componenti che ho sono adesso ancora molto prestazionali, quindi ancora riesco a giocare a qualsiasi gioco, ha delle caratteristiche, quindi ha dei settaggi, delle impostazioni molto elevate, e quindi non ho problemi per quanto riguarda ovviamente questa sezione dei giochi per PC. E quindi per adesso voglio continuare con il PC e l'Xbox 360, visto che adesso ci sono diversi titoli che voglio continuare, come GTA 5, Assassin's Creed 4, Black Flag, e quindi non ho adesso nessun bisogno di acquistare una console nuova, perché per adesso sono abbastanza soddisfatto con queste console che ho per adesso, PlayStation 3, Xbox 360, e anche con il PC mi ritrovo abbastanza bene. Quindi per adesso non credo di gettarmi all'interno dell'ambito della next generation, anche se l'ho provata sia PlayStation che Xbox, e ovviamente ho visto un notevole miglioramento nei riguardi ovviamente delle console passate. Però ancora non voglio cambiare, ancora voglio rimanere per un po' di tempo con queste console vecchie, ancora con il PC, perché come vi ho spiegato non è mi consente di giocare quasi a tutto, anzi a tutto, quasi al massimo. Ovviamente nei particolari giochi come Battlefield potrei giocare anche ad ultra, ovviamente con tutto al massimo, però noterei dei cali di FPS in alcune sezioni, ovvero le esplosioni, i combattimenti in gruppo, e quindi per stare tranquillo l'ho imposto su medio e qualcosa su alto per quanto riguarda Battlefield, ma gli altri giochi ovviamente non hanno particolari problemi. Ok, rallentiamo. Adesso vedo che appunto là accanto al nostro GPS c'è una bella icona di carburante. Vedremo di fermarci e di impostare immediatamente una buona quantità di gasolio all'interno del nostro serbatoio, che ha sete come un destriero appunto in estate, in una bella giornatina di caldo proprio nel deserto. Allora fermiamoci. Allora vediamo di prendere il nostro biglietto, intanto leggiamo un'altra bella domandona. Allora vediamo di andare direttamente da questa parte. Il tuo nome, la tua età, la tua città di residenza. Ragazza, come ti è venuta l'idea di creare un canale YouTube? Pensi di comprarti un volante di Dado Dab? Ovviamente non ho scritto tutto, perché ti risponderò all'interno del prossimo gameplay, amico mio. Allora, perché? Vediamo un po'. Il tuo nome, appunto te l'ho detto, la mia età, anche la tua città di residenza. Allora, ho visto che molti di voi me l'hanno domandato, vi ho risposto sempre che abito in Sicilia. Per essere ancora più espliciti, abito in provincia di Messina, precisamente nei dintorni della cittadina di Milazzo. Per coloro che non lo sanno, e ovviamente stanno al nord, come dire, anche al centro, ma anche fuori dalla Sicilia, ovviamente non sanno questi paesini di raccordo, vi dico che sto appunto vicino a questa cittadina che si chiama Milazzo, si ritrova a un paio di chilometri dalla mia
città principale. Intanto vediamo di continuare, attenzione, quindi ve l'ho detto, appunto il mio nome, la mia età, la mia ragazza ancora appunto non ne ho, attenzione, qui dobbiamo dare la precedenza, attenzione, mi hai domandato anche se comprerò un volante per Formula 1 a Eurotrack, roba del genere. Per adesso ancora non ho intenzione di acquistare un volante, proprio perché proprio ancora non ho il bisogno di una cosa del genere. Nel momento in cui sentirò il bisogno di giocare col volante per aumentare l'esperienza di guida, vedrò di comprarlo, e ne comprerò anche uno buono, perché ovviamente mi piace l'idea del volante, però ancora non ho bisogno di una cosa del genere. Quindi per adesso volante non ne prenderò, perché anche mi trovo bene, ho imparato adesso come si gioca con il joystick a Formula 1 nella maniera migliore, quindi non voglio per adesso cambiare. Allora, poi vediamo un po'. Perché non metti delle mod di Eurotrack Simulator 2? Li trovi in vari siti di Ada Basa. Per quanto riguarda le mod di Eurotrack Simulator 2 non ho avuto neanche per queste il bisogno di metterle, perché voglio giocare il gioco. Infatti io in alcun gioco metto delle mod per giocare ovviamente al meglio, con delle modifiche, perché io lo ritengo il gioco pulito per com'è, ovviamente come esce dalla casa, e non ho intenzione di modificarlo, perché anche non voglio intrigarmi in questi passi molto complicati appunto di cartelle, modifica di file, quindi voglio stare tranquillo così, perché ovviamente mi diverto anche senza particolari mod. Allora, un'altra domanda, vediamo un po', diamo un'occhiata a Luigi Cazzolino, Eddie, vorrei sapere quanti anni hai, poi GTA 5 non lo fai più. GTA 5 lo continuerò, solo che in questi giorni mi sono dedicato molto a giocare a Assassin's Creed, come visto, appunto ho caricato dei gameplay di Assassin's Creed, anche di Rome 2 Total War, e anche di Formula 1, quindi per GTA 5 mi sono fermata a quella bella missione secondaria che avevamo destinato appunto nel gameplay scorso, però continueremo anche GTA 5 tranquillo, ovviamente dei gameplay molto liberi per la città, e ovviamente altre missioni secondarie. Intanto facciamo un attimino il pieno. Allora, premi il tasto seguente per spegnere il motore, certo, se no se ne va in fiamme tutto ovviamente la nostra zona posteriore. Allora, quanto la vendono qua la benzina? 1,44, va bene, ottimo. Vediamo di caricare immediatamente una buona quantità di gasolio nel nostro motore, nel nostro serbatoio. Allora, vediamo di andare in avanti con un'altra bella domandona. Allora, vediamo un po', qual è il tuo gioco preferito? Da parte di Gabriel Iotta. Allora, qui ovviamente entriamo all'interno di una discussione molto ampia. Intanto mi sa che adesso possiamo terminare, abbiamo fatto il nostro grande pieno, partiamo. Allora, qual è il mio gioco preferito? Vediamo un po'. Se dobbiamo parlare di gioco preferito, che succede? Ah, ok, perfetto, mi ricordo anche dell'altra volta questo scontrino, a posto. Allora, vediamo un pochino, ci sono macchine, vediamo di passare dall'altra parte, scusate amici miei, la freccia ci vuole sempre, perfetto, partiamo. Gioco preferito. Allora, se parliamo di gioco preferito al giorno d'oggi è molto difficile sceglierne uno, perché ce ne sono davvero parecchi che mi stanno appassionando. Per quanto riguarda invece l'ambito passato, il gioco con cui ho iniziato e che mi è piaciuto più di tutti gli altri, ovviamente quella è un'altra storia. Parliamo per adesso dei giochi contemporanei. Allora, un gioco che mi è piaciuto davvero tanto è stato appunto Hitman Absolution, davvero quella modalità stealth, una storia davvero molto coinvolgente, una trama davvero ben fatta, più che discreta, però l'ambito stealth era davvero una cosa fantastica. Io ho iniziato a giocare ovviamente al PC davvero circa 15 anni fa, davvero anche 12 anni fa così, e il primo gioco che ho avuto è stato Monkey Island 3, che è appunto uno dei giochi che mi è piaciuto di più. Infatti io ho iniziato a giocare al PC con le avventure grafiche, come appunto Monkey Island 3, Monkey Island 4, anche i primi due Monkey Island, queste avventure grafiche, anche altre avventure grafiche di altre case produttrici che sicuramente non conoscerete, comunque ve li cito lo stesso: Runway Road Adventure, il Twist of Fate e tanti altri game che ovviamente appartengono a questo genere delle avventure grafiche. Questo è ovviamente il mio gioco preferito, Monkey Island 3, per quanto riguarda l'epoca passata. Per quanto riguarda l'epoca odierna preferisco molto di più dei giochi stealth come Hitman Absolution, ma soprattutto anche altri giochi come per esempio Far Cry 3 mi è piaciuto tanto, anche la trama è abbastanza coinvolgente, ovviamente anche i giochi di auto come Formula 1 2013, davvero molto più bello del 2012, molto più interessante. Comunque, se devo proprio scegliere uno dei miei giochi preferiti proprio al massimo, appunto sceglierei Hitman. Non mi stancherei mai di rigiocarlo, perché io ho giocato in passato anche circa una decina di anni fa anche Hitman Silent Assassin, l'ho finito qualche 20 volte in tutte le modalità, in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi davvero la saga di Hitman è una delle mie preferite. E questo appunto per quanto riguarda il mio gioco preferito. Abbiamo poi ovviamente le domande ripetute, ragazzi, non rispondo perché sempre la stessa domanda, è inutile ripetere come mi chiama appunto 100 volte. Per quanto riguarda invece, vediamo un po', vediamo da questa parte le caratteristiche del tuo PC, ovviamente ve le ho appena dette, diamo un'occhiata.
diamo un basso. Ah, perché non fai SimCity Città del Futuro? Ho visto che da parte di Bombastic 4316 ho visto che appunto è uscita questa nuova espansione di SimCity, però queste città futuristiche, anche i giochi così ambientati troppo, ma troppo nel futuro, non sono di mio gradimento, quindi SimCity questa espansione non la prenderò e quindi non farò gameplay su SimCity per quanto riguarda quest'ambito. Magari se uscirà un'altra particolare espansione, una nuova cittadina, la farò.